Davvero buona Pasqua a tutti. Quella che si apre questa settimana potrebbe essere l'ultima settimana santa di Monsignor Gianfranco Agostino Gardin come vescovo di Treviso. Infatti, alla soglia dei 75 anni avrebbe presentato le sue dimissioni a Papa Bergoglio. La notizia, peraltro, circola nelle parrocchie della diocesi di Treviso già da qualche mese, ovvero da metà febbraio, quando Monsignor Gardin ha riunito i vicari foranei in un incontro che si è tenuto nel centro Don Paolo Chiavacci a Crespano. In quell'occasione avrebbe lui stesso comunicato l'intenzione di fare un passo indietro nella conduzione della diocesi, motivando la decisione con l'età e relative conseguenze nel fisico. Dimissioni che il vescovo si apprestava a scrivere allora e che pare siano già giunte in Santa Sede, innescando la ricognizione sul possibile successore alla guida di una delle diocesi più estese in Veneto e in territorio italiano. E da Roma le prime indiscrezioni parlerebbero di un nunzio apostolico, ovvero di un ambasciatore della Santa Sede. Un prelato avrebbe chiesto di lasciare l'impegno per un incarico meno gravoso, richiesta che troverebbe un'adeguata risposta proprio nella guida della diocesi trevigiana. E anche questa sarebbe una notizia che circola da qualche settimana tra i sacerdoti, non senza qualche rammarico. Infatti, molti si aspettano un rinnovamento della guida diocesana con una maggiore attività e presenza nella singola comunità, aspirazioni che si infrangerebbero sulla prospettiva di un nuovo vescovo invece già sulla via della quiescenza. Perplessità pare già giunte, se non direttamente a Papa Francesco, sicuramente al segretario di Stato, Monsignor Pietro Parolin, che da Veneto non ha mai allentato i contatti con i suoi territori. Infine ci sarebbe anche una data ipotizzata per il passaggio delle consegne, ovvero il 18 dicembre, giorno nel quale l'attuale vescovo, giusto 10 anni fa, nel 2009, successe a Monsignor Andrea Bruno Mazzoccato, a cui era stata affidata la guida dell'arcidiocesi di Udine, dell'allora Papa Ratzinger, anche se materialmente Monsignor Agostino Gardin entrò a Treviso il 7 febbraio del 2010.